danni parecchi perché l'abitazione di là è tutta allagata, ha 25 centimetri tutto in casa. Vento forte e pioggia battente da ieri sera fino alla mattinata. Ampiamente prevista, l'ondata di maltempo che ha interessato il Veneto ha provocato danni soprattutto nella Marca. La Regione dichiarerà nelle prossime ore lo stato di crisi e verrà chiesta al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza. A comunicarlo il governatore Zaia dopo il nubifragio che ha interessato soprattutto la sinistra Piave, da Codognea a San Fior, da Conegliano a San Vendemiano fino a Fontanelle, dove all'alba il Crevada ed il Rasego hanno allagato i campi e parte dell'abitato. Questa mattina alle 7 l'acqua non era ancora, era a metà giardino e poi verso le 8 è cresciuta e ci ha allagato la cantina, ci ha allagato la casa di là. Questa volta però i vigili del fuoco sono arrivati anche in forze. Tutto è sotto acqua, conici, tutti che abbiamo cipolle, patate, tutto è sotto acqua. Adesso i danni ci sono tanti perché intanto la macchina e poi sì, la stampante, il computer, le TV sotto le scale che sono sotto l'acqua. Danni ingenti per le abitazioni coinvolte, ma sarebbe potuta andare ancora peggio se non fosse entrata in funzione la nuova idrovora. Abbiamo avuto soddisfazione con l'idrovora della sinistra Piave che hanno già fatto operativa l'anno scorso, che questa qua ci ha veramente aiutato. Complessivamente sono stati una novantina gli interventi dei vigili del fuoco impegnati dalla scorsa notte nelle operazioni di prosciugamento di scantinati e sottopassi finiti sott'acqua, ma non è ancora finita. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica sino alle 8 di mercoledì mattina. Le precipitazioni sono previste più intense sulle zone montane, dove per l'abbassamento delle temperature è prevista neve sulle prealpi a partire dai 1100 metri, in abbassamento a 900 sulle Dolomiti.